Eccoci qua, di nuovo collegati. Questa sera, scusate ma sono al buio, sto cercando di capire come poter fare una ripresa senza sbagliarvi. Allora, appena partiti, sono le 6 meno un quarto. Questa sera alla ricerca dei predatori a Moneglia. Una pioggia fortissima ieri sera, acqua torbidissima e quest'oggi una scaduta improvvisa. Mare che sembra calmo anche perché abbiamo una protezione di scogli davanti, come abbiamo già visto nell'avventura di Chiavari, quindi una situazione interessante. I pesciolini durante la notte entrano a cercare riparo in questa sorta di baia protetta, ma vengono seguiti spesso e volentieri dai predatori che se li vanno a pappare, quindi noi siamo qua per questo. I nostri cefaletti anche, due canne come sempre, due teleferichine belle leggere, dati alla mano. Ci sono all'incirca 19 gradi, una temperatura che è di nuovo risalita dopo un picco, sembrava arrivato finalmente il punto dell'autunno, ma autunno-inverno, ma siamo ritornati a 19 gradi improvvisamente. Mare in scaduta completa, qualche nuvola, acqua deve essere più o meno torbida perché ha veramente piovuto tanto. Alle ore 9 meno 10 più o meno, picco di alta marea, che è quello diciamo il punto preciso dove vogliamo arrivare questa sera e girarci attorno. Io mi sono sempre fidato al picco di alta marea, mi ha sempre portato fortuna, vediamo anche questa sera di incrociare le dita. È uno spot che volevo provare da tanto, era tanto che giravo attorno ai vari siti per vedere appunto lo spot. Questa sera sono stato fortunato a essere l'unico a provarci e vediamo un po' come va, amici. Sono appunto le 6 meno un quarto, faremo lunghe attese come sempre, più o meno un'ora. Sette meno un quarto, la prima tocca importante di serata. Si stacca il secondo amo, cefalo intero, ancora vivo, tutto ciucciato. C'è solo un indiziato per questa faccenda. Eccoci qua. Chissà se riuscirete a vedermi. Comunque, sono quasi le 7, la prima oretta di pesca andata, la prima partenza. E sicuramente era una signorina, abbiamo visto il cefaletto classica mangiata da branzino che lo prende, cerca di tirare e poi lo molla lì se non ingoia. Si vede che era un branzinotto piccino questo qua. Comunque, buono a sapersi. Continuiamo, amici. La pesca e la ricerca di predatori col vivo è ben differente dalla pesca generale, perché si passa veramente del tempo in solitaria, in silenzio, in giornate magari un po' diverse da quelle che preferiremo per andare alla ricerca di sparidi o quant'altro, in spot a volte un po' particolari. Questa sera sono completamente da solo, silenzio più totale, Moneglia completamente in silenzio e sono solo le 7:30, una pace incredibile. Controllino delle 8, sentivo un po' di tensione perché segue il canale, non è la prima volta che vede queste cose, ma queste cose accadono, sappiate che accadono. Il nostro povero cefaletto è stato sbranato da questo Saragaus senza senso, Sarago reale, che ha mangiato il nostro povero cefaletto. Vabbè. Allora, sono quasi le 8, ci stiamo avvicinando al picco di alta marea, che è il momento preciso che ci interessa, che comunque dovremo ruotare attorno un po' a quel momento. Abbiamo appena visto come anche in precedenza, in quest'anno che mi sto dedicando alla ricerca dei predatori e soprattutto alla pesca col vivo, le sorprese non mancano mai. Già secondo Sarago in un anno
che prendo con un cefaletto vivo, potrei entrare nei Guinness dei primati. Se qualcuno conosce, gentilmente può avvisare che esiste qualcuno che in Liguria è riuscito a fare questo record. Detto questo, sono davanti a un'imboccatura degli scogli, un'imboccatura che immette acqua pulita dentro questi vasconi. Inizialmente stavo lanciando nelle vicinanze di questa imboccatura, adesso mi sono spostato all'estremità, a sinistra e a destra, un po' più spostato, perché provo a fare comunque dei tentativi. Siamo in un vascone, il vascone è unico, quindi se i predatori entrano fanno avanti e indietro, ma soprattutto perché il branzino, per la poca esperienza che ho e per quello che ho sentito dire, è un predatore che va a risparmio energetico. Quindi ho cercato i punti dove non ci fosse corrente, dove magari lui è fermo ad aspettare che la corrente sia proprio la corrente a portargli i pesciolini, il nutrimento. Quindi ho lanciato nelle due estremità, sinistra e destra, un po' più largo, in una zona un po' più tranquilla, senza corrente. Vediamo un po' come va quest'oretta in avvicinamento al picco di alta marea. Qualcosa che disturba il cefaletto di sinistra, è molto agitato, ragazzo. Adesso gli ultimi 2 lanci li ho comunque cambiati, ho abbastanza cefaletti, non sono della taglia perfetta perché comunque sono abbastanza grandi, avrei preferito una taglia più piccola, ma questo è quello che passa al convento. Quello di sinistra è da quando l'ho lanciato che è molto agitato. Quasi alle 9, una partenza veramente a bomba e di nuovo si ferma. Invece di recuperare adesso lo lascio un attimo lì, vediamo un attimino se per caso l'ha mollato, ha voglia di tornarci su, ma non penso. Vediamo un po'. Ore 9, picco di alta marea, puntuale come un orologio. Guardate un po', che bestia, che bestia. È partito, l'ho lasciato lì e poi se n'è andato a riprendere. Che bestia, meravigliosa, bellissimo. Eccoci qua, non so quanto si vedrà, ma è stata veramente una bella azione di pesca, partendo dal presupposto che oggi è una super scaduta avanzatissima, perché ieri ha fatto tantissima pioggia a mare, ma oggi ha girato il vento, di conseguenza si è spianato, è rimasta un po' torbidina. Settimana scorsa sono venuto qua a fare 2 lanci, ma c'era talmente tanto mare che mi portava in giro tutto quanto e sono dovuto andare via, non riuscivo a pescare. Ho detto ci voglio riprovare perché lo spot mi piace. È partito adesso, è stata una cannonata, seppure aveva tanti metri a disposizione, c'è stata una cannonata, gli ho detto boh, provo a lasciare la canna, apro a frizione al massimo, è ripartito dopo 5 minuti a bomba, si è fatto tutto il giro della baglietta qua davanti, pensavo fosse molto più grande, probabilmente i pesci in una situazione non portuale, in una situazione pulita come questa qua di Moneglia, che è veramente pulitissima l'acqua, hanno la possibilità di vivere tranquilli in natura e diventa un po' più un predatore un po' più aerodinamico che spinge un po' di più durante il combattimento. Pensavo fosse molto più grande, è un bel pesce, sono molto contento, la situazione è molto complessa, però ce l'abbiamo fatta anche stasera. Visto che sono ancora le 9:15, rilancio tutte e 2 le canne, cefaletti nuovi di pacca, mi sono rimasti quelli più grandi e vediamo di farci l'ultima oretta. Io sono propenso, quando prendo un bel pesce, a sbaraccare tutto, però visto che sono ancora le 9, ho fatto tanti chilometri, mi farò ancora questi 2 ultimi lanci e poi ce ne andiamo a casa. Le canne telescopiche, le mie compagne d'avventura quando vado per branzini, la canna telescopica molto morbida per quanto sia molto potente, la Speedmaster mi permette comunque di ammortizzare molto i primi colpi, che sono poi quelli, sono fughe molto pesanti, molto lente del branzino. Shimano, che non cambierei mai con nessun altro mulinello in quanto meccanica,
mulinelli che siano da 500, 1000 euro, 100 euro, hanno una meccanica secondo me superiore a tantissimi altri mulinelli. 0,40 diretto. Eccoci qua, battuta terminata anche questa volta, 10:30 puntuali in macchina. Veramente una moneglia molto molto bella, venitela a visitare anche da turisti perché è veramente un gioiellino. Detto questo, volevo dedicare questa cattura al mio amico Daniele e a quell'uomo meraviglioso di suo padre che ho potuto conoscere negli scorsi anni proprio qua a Moneglia, nella spiaggia della Secca poco più avanti. Un ragazzo incredibile che mi ha dato qualche dritta perché lui viene avendo qua la casa, viene qua in vacanza. Un ringraziamento a Daniele, un saluto a Daniele e a suo padre. Questo pesce lo dedico a voi e noi ci vediamo alla prossima avventura. Le avventure dedicate alla ricerca del branzino, dei predatori, continueranno in giro per il Levante e il Ponente Ligure. Ci sono tanti spot che voglio ancora visitare, spero che le condizioni, il tempo me lo permettano. Detto questo, continuate a iscrivervi al canale, continuate a seguire le avventure, perché come vi dico sempre, le avventure non finiscono mai.